Ci sono anche imprenditori agrigentini coinvolti nella maxi operazione Waterfront coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ed eseguita all'alba dalla Guardia di Finanza che ha coinvolto 63 persone. Quattro di loro sono vecchie conoscenze, in quanto già raggiunti da ordinanza di custodia cautelare nel gennaio 2017, nel primo filone d'inchiesta, l'operazione Cumbertazione, che aveva fatto luce su un'influenza nel settore degli appalti della potente famiglia di 'ndrangheta di Piromalli. Si tratta di imprenditori di Cammarata, Francesco Migliore 59 anni, Filippo Migliore 50 anni, ex presidente del Camarat Calcio ed ex consigliere comunale, e gli imprenditori di Santo Stefano Quisquina, Alessio Lacorte 36 anni e Vito La Greca 39 anni. Tutti sono finiti agli arresti domiciliari questa mattina. 63 le persone coinvolte nella maxi operazione coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, denominata Waterfront, è l'epilogo delle indagini sull'ala imprenditoriale dei Piromalli. Dagli accertamenti, infatti, è emersa l'esistenza di un cartello composto da imprenditori e pubblici ufficiali ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, aggravata dall'agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture, corruzione ed altri reati. Sono 11 funzionari pubblici coinvolti. In 14 sono finiti gli arresti domiciliari, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 20 indagati, sono 29 divieti temporanei di esercitazione di attività imprenditoriale. Gli appalti pilotati sarebbero almeno 22 per un valore di oltre 100 milioni di euro per favorire l''ndrangheta. Oltre 500 finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato corso a provvedimenti cautelari nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Benevento, Avellino, Milano, Alessandria, Brescia, Gorizia, Pisa, Bologna e Roma. In questo contesto l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 9,5 milioni di euro su beni immobili, quote e azioni di società, rapporti bancari, finanziari e assicurativi, intestati a 7 indagati.